Sarà l'arte di Antonio Canova, l'assoluta protagonista del 2018 bassanese, che per il prossimo anno l'amministrazione avesse in programma un grande evento capace di riportare i musei di Bassano agli antichi fasti del Cinquecento veneto era cosa già nota. Ciò che fino ad oggi non era ancora trapelato, invece, era la scelta di puntare sul genio canoviano. Ora, noi abbiamo deciso di puntare in un unico grande evento per questi 3 anni che avevo poi a disposizione io, e l'unico grande evento si manifesterà poi nel 2018 e sarà un grande progetto su Canova. Un progetto sul quale però Comune e musei preferiscono per il momento mantenere il riserbo. Al momento non posso dire più dettagli di questo, però abbiamo ritenuto che fosse la collezione più importante da dover valorizzare a distanza di 14 anni dall'ultima volta che è stato fatto, quindi è un progetto sul quale crediamo molto e che credo che farà la differenza. E che ovviamente si differenzierà da quello di 14 anni fa. Assolutamente, sia per progetto che per modalità espositive.